Iniziata la demolizione del primo impalcato della parte di ponente del ponte Morandi a Genova. Operazioni in ritardo, proseguiranno nella notte il riscatto di Genova, secondo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anche se la Santa Benessere Social è disposta ad accollarsi i costi per la ricostruzione della diga del porto, il Comune di Santa Margherita Ligure punta sulla via pubblica più rapida e con finanziamenti già disponibili. In partenza la volta di Cork in Irlanda, i 12 studenti dell'Ente Forma di Chiavari, 15 giorni all'estero per studiare la lingua inglese e visitare aziende del settore delle energie rinnovabili. La festa di San Francesco di Sales sono stati premiati il cronista Andrea Ferro e Radio Aldebaran, un momento formativo di festa e di riflessione organizzato da 2 diocesi e da Luxi Ligure. La storia di Ali, insegnante di origine afghana, raccontata agli studenti di Chiavari, nuovo appuntamento per il progetto Credere incentrato sul tema delle migrazioni e dell'integrazione. In preghiera per la pace, dopo l'ascolto e la festa, Azione Cattolica propone un momento di raccoglimento per chiedere il dono della pace, appuntamento sabato alla Basilica dei Fieschi a Cogorno. 105.000 euro per il monitoraggio dei cavalli bradi del Parco dell'Aveto, siglata l'intesa tra il Ministero della Salute e l'Istituto di Zooprofilassi del Nord-Est, telecamere e droni per mappare gli spostamenti degli esemplari. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio. Oggi giornata importante a Genova nel lungo percorso di ricostruzione del viadotto sul Polcevera, crollato lo scorso 14 agosto in cui morirono 43 persone. Sono entrati nella fase cruciale le operazioni di demolizione del primo impalcato della parte di ponente del ponte, operazioni che proseguiranno per tutta la notte. Un momento di riscatto, secondo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto questa mattina all'inizio delle operazioni. Vediamo. Ed è un giorno importante perché scandiamo il primo passaggio di un percorso che sarà, speriamo, il più breve possibile. Il riscatto di Genova, della Liguria e dell'Italia. Lo ha definito così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, se non il primo, sicuramente il passo più suggestivo fino ad ora nel complesso lavoro di demolizione del Morandi. Il primo impalcato della parte di ponente del viadotto dovrebbe toccare terra in tarda serata, dopo 8 ore di discesa. La scorsa notte il lavoro preparatorio dei tecnici è stato parzialmente rallentato dal vento, che ha fatto slittare di 4 ore le operazioni. Agganciato agli strand jack, quello che viene tecnicamente chiamato piano tampone o trave Gerber, del peso di 800 tonnellate e 36 metri di lunghezza per 18 di larghezza, scenderà ad una velocità di 5 metri all'ora. Sono 45 i metri di dislivello da cui dovrà essere calato. Questa trave che vedete qua in mezzo viene praticamente sostenuta da queste 2 grossi travi, che vedete, quelle grigie che vedete laggiù. Queste 2 grosse travi si solleveranno verso l'alto, quindi la trave viene staccata, poi viene riabbassata, viene tagliato il dente che fa interferenza, che impedisce alla trave di scendere, e poi lentamente viene portata giù a terra. Volta per volta scenderà di circa 1 metro più o meno, no? Come escursione 1 metro, poi si ferma e poi riscende di nuovo 1 metro, perché proprio la metodologia dello strand jack impone degli spostamenti di circa 1 metro, una sosta e poi un altro spostamento. L'obiettivo resta quello di rispettare i tempi indicati dal commissario, consentendo così l'avvio della ricostruzione del lato ovest a partire dal 31 marzo. È chiaro che simbolicamente riuscire a fare in un anno un'opera di questo tipo, che mediamente nel nostro paese ce ne vogliono dagli 8 ai 12 anni, vuol dire andare con un'altra velocità e dimostrare al mondo che siamo in grado di riprenderci anche nelle tragedie. Per cui questo, partire da Genova, poi per me che sono genovese, è particolarmente importante, perché avere come simbolo di rinascita dell'Italia proprio la città di Genova mi rende assolutamente orgoglioso. Senza dimenticare che stiamo lavorando dal 15 dicembre, oggi è un simbolo, in realtà abbiamo già levato più di 3.000 tonnellate di peso dal ponte, quindi oggi ne leveremo, sono 800 con la trave, quindi abbiamo già fatto molto di più di questa trave, però continueremo a lavorare così, c'è ancora tante cose da fare, andiamo avanti assolutamente in accordo col piano, quindi le cose vanno bene.
E sono tanti gli occhi, le telecamere puntate sul ponte per seguire le diverse fasi dell'operazione. Dicevamo un ritardo che è stato accumulato dalla notte ma che si sta ancora portando avanti. Vediamo proprio la situazione in questo momento, riprese dalle diretta di Repubblica, dal quotidiano online repubblica.it, che sta seguendo appunto con una telecamera fissa le diverse operazioni. Vediamo le luci accese e alcuni operai ancora al lavoro proprio sull'impalcato che a breve, sicuramente durante la notte, verrà lentamente calato verso terra. Veniamo adesso nel nostro territorio. La cronaca: è stato trovato privo di vita in mare in una zona dove il fondale è basso. Il sub disperso oggi pomeriggio a Riva Trigoso. Si tratta di un 70enne residente a Milano che, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, intorno alle 15, mentre si preparava per andare a pescare in apnea, è stato colto da un'onda e trascinato in mare, senza pinne ma con i piombi già allacciati in vita. Non è riuscito più a riemergere. La moglie, che si trovava in spiaggia, ha lanciato l'allarme, mobilitando la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, di Riva Trigoso e Sesti Levante, i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova, che sono intervenuti con l'elicottero e la Croce Rossa. Sul posto anche i carabinieri. Dopo alcune ore di ricerche, il corpo dello sfortunato pensionato è stato recuperato a pochi metri dalla battigia. La morte è sopraggiunta probabilmente per un arresto cardiaco. Inutile la corsa al pronto soccorso di Lavagna e i tentativi di rianimazione. La politica amministrativa adesso. Per la ricostruzione della diga del porto di Santa Margherita Ligure, il Comune punta sulla via pubblica più veloce e con finanziamenti già a disposizione stanziati dal Fondo per la ricostruzione della protezione civile. In questo senso sembra destinata a non avere seguito la lettera protocollata ieri dalla Santa Benessere in Social, che si detta disponibile ad accollarsi i costi della ricostruzione della diga foranea nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione dell'intera area portuale. Puntiamo sulla via più rapida per ripristinare le condizioni di sicurezza del porto. Queste le parole del sindaco. Sentiamo. Il nostro progetto definitivo della diga di soprafflutto è adeguato e idoneo per resistere ad una mareggiata della forza di quella dello scorso 29 ottobre. Per questo siamo disposti a sostenere l'ulteriore onere di tutti gli interventi necessari per la completa ricostruzione e messa in sicurezza della diga di soprafflutto e della relativa scogliera di protezione. È il testo della lettera depositata negli uffici del Comune da parte della Santa Benessere in Social. La società ribadisce così la sua intenzione a restare in gioco nel percorso di riqualificazione dell'area portuale, dagli effetti della mareggiata, riservandosi di tutelare i propri interessi in ogni sede opportuna in caso di provvedimenti che riterrà illegittimi e lesivi dei propri interessi. Quella pubblica per l'amministrazione resta tuttavia la via più veloce e spedita per ripristinare le condizioni di sicurezza del porto. La proposta del privato che è arrivata ovviamente verrà valutata. Il problema è che il procedimento di concessione con la legge Burlando si articola in varie fasi. Una fase istruttoria di competenza dell'ufficio tecnico e una fase di approvazione della conferenza dei servizi e del Consiglio Comunale, il che necessita di tempi eccessivamente lunghi che sarebbe stato possibile percorrere in una situazione di normalità, ma che risultano incompatibili invece con l'urgenza della messa in sicurezza del porto di Santa Margherita, a cui si può dare una risposta tempestiva soltanto con la speditezza delle procedure emergenziali pubbliche. A questo proposito partiranno fra poco i primi interventi sulla diga. Partono tra pochi giorni gli interventi del provveditorato alle opere pubbliche, 600.000 euro è il primo stralcio, dopodiché, avendo avuto oramai contezza del decreto regionale che attribuisce al Comune di Santa Margherita Ligure 2,5 milioni di euro, sarà al Comune effettuare il secondo stralcio non appena le procedure le consentiranno e i soldi saranno arrivati. Come potrà essere valutata da parte dell'amministrazione l'interesse comunque manifestato dal privato attraverso questa lettera depositata? Verificheremo i termini concreti della proposta sia come uffici che come parte politica amministrativa. Certo è che il Consiglio Comunale di Santa Margherita si è già espresso chiaramente nella sua posizione qualche tempo addietro e che prossimamente si terranno le commissioni consigliari che potranno affrontare più dettagliatamente il tema. Con l'installazione delle luci per il campo A7 sono ultimati gli interventi di riqualificazione all'impianto di illuminazione a LED del campo sportivo Sivori a Sestri Levante. Attraverso l'utilizzo di tecnologia completamente italiana sarà possibile ottenere e contenere l'impegno di potenza al 50%, garantendo la possibilità di svolgere un'attività sportiva maggiormente prolungata. L'importo complessivo degli interventi ammonta a circa 60.000 euro finanziati dall'amministrazione comunale.
Il personale dell'ufficio tecnico di Lavagna ha verificato la sicurezza statica dei 14 pali che illuminano il lato mare di Piazza Milano a seguito di segnalazioni effettuate da cittadini. Il sopralluogo avrebbe accertato una importante corrosione dovuta alla salsedine alla base dei pali e degli agganci dei corpi illuminanti. Al fine di tutelare la sicurezza pubblica è stato predisposto un progetto di intervento immediato che prevede il rinforzo strutturale e la verniciatura degli impianti con la sostituzione di 28 corpi illuminanti con luci a LED. L'intervento prenderà il via nei prossimi giorni. Nel frattempo si è provveduto a mettere in sicurezza i pali che versano in condizioni critiche. Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa 25.000 euro. La scuola adesso partiranno domani mattina da Milano, alla volta di Cork, in Irlanda, i 12 ragazzi dell'Ente Forma di Chiavari che stanno per vivere un periodo di studio e lavoro all'estero, un'esperienza attesa e preziosa per il proprio percorso formativo e professionale. Sentiamo. Come stai vivendo questo momento che comunque è di formazione e di crescita anche personale? È sicuramente un bel momento, una bellissima opportunità e sono molto contento di poter andare in Irlanda queste 2 settimane, un po' per vedere a livello di discorso di termoidraulica, di compagnie di termoidraulica che ci sono lì, ma anche per poter crescere le mie conoscenze linguistiche di inglese. Come state vivendo insieme questa avventura? La stiamo vivendo bene, saremo ospitati da una famiglia a Bandon che ci ospiterà me e altri 2 miei compagni della seconda. Perché è importante questa esperienza per i ragazzi? È importante perché è un viaggio studio nel quale loro potranno imparare, mettere in pratica quello che stanno imparando in questi anni per la lingua inglese. Un'esperienza all'estero formativa anche in vista del futuro occupazionale di questi ragazzi? Assolutamente sì, perché mentre la mattina i ragazzi andranno a scuola, quindi faranno un percorso scolastico nel quale impareranno la lingua inglese, al pomeriggio effettueremo delle visite guidate anche in aziende termoidrauliche del settore che si occupano comunque di energie rinnovabili e sostenibili. Questa esperienza ha dei risultati anche in prospettiva, in termini occupazionali. Chi segue questi corsi alla fine non diciamo che ha il lavoro assicurato, ma è probabile che trovi subito un lavoro. Sì, dunque, anche in modo inaspettato ci sono ricadute proprio sulla conoscenza dell'inglese e sulle competenze veramente spendibili di inglese. Noi abbiamo un esempio abbastanza significativo, inaspettato, anche abbastanza eclatante, ovvero sia una società olandese che cercava personale adeguatamente preparato sulla termoidraulica per la costruzione di un villaggio di una piccola città vicina ad Amsterdam, ha selezionato 5 nostri allievi proprio per questo motivo, per le competenze professionali e per la conoscenza della lingua inglese. La cronaca, un genovese di 52 anni è stato arrestato a Chiavari per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato chiavarese, mentre stavano effettuando un servizio di controllo nella zona di via Ekegren a Lavagna, hanno visto l'uomo consegnare con fare sospetto un involucro ad un ragazzo. Fermato, lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di eroina per un peso complessivo di 3,5 grammi e della somma di 25 euro in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire altri 25 grammi di droga e un bilancino di precisione, un flacone di metadone, la somma di 250 euro e un quaderno sul quale il 52enne aveva annotato tutti i dettagli delle transazioni illecite. Per questo sono scattate le manette e oggi il processo per direttissima. La festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, è stata organizzata insieme dagli uffici comunicazioni sociali di Genova e Chiavari e dall'Unione Cattolica della Stampa Ligure. Dopo la celebrazione della messa all'incontro formativo c'è stata la premiazione di alcuni colleghi. Vediamo chi. La festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, è stata celebrata con la messa presieduta dal vescovo Alberto Tanasini, responsabile per la Conferenza Episcopale Ligure delle Comunicazioni Sociali, con l'incontro sul tema del messaggio di Papa Francesco per la 53esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema dalle community alla comunità, e infine con la premiazione dei colleghi che si sono distinti per il loro lavoro. Per Genova Andrea Ferro, cronista di Nera di lungo corso. I tempi di produzione delle notizie, la diffusione, si consuma tutto molto
troppo velocemente, questo fa perdere lucidità rispetto appunto al senso di quello che viene detto e al coinvolgimento delle persone in quello che viene raccontato. Però io ritengo che il futuro del giornalismo, per quanto stia la professione attraversando un momento estremamente delicato, è ancora vivo. Mi piace pensare che il pendolo del tempo si stia spostando sempre, anche se in maniera magari ancora impercettibile, verso il reale, quindi si tornerà ad un giornalismo di fatti, di persone, a giornalisti in mezzo al territorio e non più solo attaccati allo schermo di un PC. Per il Tigullio è stata premiata Radio Aldebaran, che nel 2019 compie i suoi primi 40 anni di vita. La radio penso che sia la famosa compagna di sempre, no? Ora il Vescovo durante questo incontro di oggi parlava di non farsi catturare troppo dalla tecnologia, però tecnologicamente parlando secondo me la radio è il mezzo che si avvicina più all'umanità, no? Ascoltare la radio è un'azione che dicono le indagini 35-40 milioni di italiani fanno ogni mattina. A Radio Aldebaran hanno iniziato tantissimi giovani giornalisti. Sì, molti giornalisti sono passati da noi, molti speaker, molti hanno fatto carriera, sono andati in strutture più importanti e di questo sono felicissimo. La festa quest'anno è stata preparata assieme dagli uffici comunicazioni sociali di Genova, Chiavari e La Spezia e dall'UXI, recentemente ricostituita in Liguria. Credo che sia stato un piccolo tassello, insomma, di un cammino che deve riprendere, perché l'UXI è ripartita più o meno un anno e mezzo fa con un po' di fatica, però adesso cerchiamo di rimetterci un po' in carreggiata e sicuramente c'è bisogno dell'aiuto di tutti e la comunione, la condivisione quindi tra le diocesi è fondamentale. Credo che oggi sia stato un bel momento perché ci sono state più diocesi insieme e quindi speriamo che sia anche l'occasione un po' per conoscerla e per iniziare questo nuovo percorso che vuole essere soprattutto un percorso di formazione. E questa mattina gli studenti del Liceo Marconi del Pino di Chiavari hanno incontrato Ali Esani, giovane insegnante di origine afghana, arrivato in Italia nel 2003 dopo un viaggio durato 5 anni. La sua storia è stata raccontata in un libro. Ali Esani è nato in Afghanistan. Quando aveva 8 anni la sua casa è stata distrutta e i suoi genitori sono morti. Ali è partito con il fratello maggiore e dopo 5 anni di viaggio e il sacrificio del fratello è arrivato a Roma nel 2003. Ha studiato, si è impegnato, si è laureato in giurisprudenza e ora insegna. La sua storia è stata raccontata in un libro, I ragazzi hanno grandi sogni, scritto a 4 mani con Francesco Casolo, che è stato proposto per la lettura agli studenti del Liceo Classico Marconi del Pino di Chiavari. I ragazzi hanno incontrato stamattina gli autori nell'ambito di uno degli incontri del progetto Credere. Alcuni passaggi della storia di Ali li hanno davvero coinvolti, tanto è vero che le domande non sono state per nulla scontate. Il due momenti più difficili che il primo, la perdita dei miei genitori, vedendo la loro funerale. Il secondo, l'ultimo saluto di mio fratello che parte e mi lascia da solo, e quei due momenti più difficili è stata per me. Mi ha molto emozionato, devo dire, a partire anche dal libro precedente, il sacrificio di suo fratello, il fatto che un ragazzo comunque di 17 anni sia disposto a donare sostanzialmente la propria vita a favore di un fratello più piccolo, sapendo quali rischi potrebbe correre, semplicemente con l'idea che io voglio portarti lì e ce la farò portarti dove desideri e dove potrai avere un futuro. La storia di Ali è straordinaria, ma è utile per capire meglio il tema delle migrazioni, vissuto oggi sempre come un problema ma articolato in miriadi di vite, di addii, di partenze, di lutti, sofferenze, lotte e infine, come nel caso di Ali, di rinascite. Prima di tutto ho imparato a guardare le storie di questi ragazzi una per una, quindi a cercare di capire cosa c'è dietro a queste persone che arrivano, a cercare di capire quali sono le motivazioni che li hanno spinti e anche le condizioni che li aiuterebbero a integrarsi più facilmente arrivati qua. Oggi ho visto che dopo incontri tanti di loro che sono venuti ad abbracciarmi, a fare foto, comunque hanno capito che comunque il valore dell'umanità è quello più bello, ricucire il tessuto sociale. Il messaggio più importante ovviamente è quello soprattutto di studiare, di essere ascoltati, soprattutto loro hanno bisogno più che essere ascoltati degli adulti, e agli adulti bisogna ascoltare sempre le persone più vulnerabili, le persone adolescenti.
Ancora cronaca, un giovane di 33 anni gravato di pregiudizi residente a Chiavari è stato denunciato dai carabinieri per sostituzione di persona e false attestazioni a pubblico ufficiale sull'identità personale. Nel corso di un posto di controllo ha fornito a una pattuglia di Moneglia false identità, sostituendo la propria persona con quello di un altro 33enne sempre residente a Chiavari che, accortosi dell'inganno, ha sporto denuncia. 2 truffe online, invece un 58enne originario di Foggia, abitante nella provincia di Torino, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero per truffa. Mediante raggiri è riuscito a farsi accreditare da uno straniero di 42 anni residente a Chiavari la somma di 3.500 euro come corrispettivo per l'acquisto di un veicolo messo in vendita su internet. Non ricevendolo, il truffato ha sporto denuncia ai carabinieri di Chiavari. A Lavagna invece i carabinieri, dopo una querela sporta da un'anziana donna, hanno deferito in stato di libertà per truffa, sempre per truffa, uno straniero di 33 anni. Questa volta il giovane aveva messo in vendita su un sito internet una macchina fotografica per l'importo di 150 euro, oggetto mai ricevuto dalla donna che ha sporto denuncia. A Rapallo questa mattina si è svolta la commemorazione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana celebrata il 10 febbraio di ogni anno in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. La cerimonia si è tenuta nella frazione di San Pietro di Novella con la celebrazione della messa officiata da Don Davide Sacco. Presenti le autorità cittadine a portare la propria testimonianza il presidente del Comitato Provinciale di Genova dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Emerico Radman. Terminata la funzione religiosa, i presenti si sono mossi in corteo verso il piazzale del cimitero di San Pietro, dove in prossimità del cippo commemorativo è stata posta una corona di alloro. Nella sua allocuzione il presidente del Consiglio Comunale Campodonico ha sottolineato l'importanza di questa giornata e la necessità di fare memoria e tenere vivo il ricordo della tragedia. E il cammino del mese della pace, organizzato da Azione Cattolica nella nostra diocesi, arriva al culmine con la veglia che sarà celebrata domani alle 21 nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. Vediamo. La pace è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo scrive il Papa nel suo messaggio citando il poeta Charles Péguy. Pensa al mondo di oggi, Francesco, dove spesso la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi ed ingiustizie e dove la politica, seppur fondamentale per costruire la pace, quando non è vissuta come servizio alla collettività, diventa strumento di oppressione, emarginazione e persino distruzione. Quando l'esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di alcuni individui privilegiati, prosegue il Papa nel suo messaggio, il futuro è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia. Quando invece la politica si traduce in concreto nell'incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze. L'Azione Cattolica della Diocesi di Chiavari promuove un momento di preghiera per meditare sulle parole di Francesco, consapevoli che tutti possono apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. Ci sembra importante fermarsi e ritrovarsi a pregare per chiedere il dono della pace, e questo diciamo pensando un po' a tutte le situazioni di violenza, sia qua vicino a noi, penso un po' diciamo ai migranti che poi alla fine forse sono solamente persone che desiderano trovare un po' di pace, sia anche alle situazioni in giro per il mondo. In questo momento mi viene in mente il Venezuela. Il nostro scopo è un po' pregare il Dio della pace affinché faccia nascere in tutti noi il desiderio di dialogo e di riconciliazione. La veglia è in programma sabato 9 febbraio alle ore 21 nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. Sono previsti momenti di preghiera, canti e spazi di riflessione. L'Azione Cattolica ha anche pensato ad un'iniziativa per agevolare le famiglie. Nella chiesetta di fronte alla Basilica vi sarà la possibilità di avere alcuni educatori che terranno i bambini di coloro che vorranno partecipare alla veglia. Si è svolto nella sede della Regione Liguria l'incontro del Presidente Toti e della Vicepresidente Viale con le parti sociali per elaborare la richiesta per l'autonomia amministrativa e legislativa che verrà portata il mese prossimo all'attenzione del Ministro competente. Si tratta in sostanza di elaborare un piano operativo per l'autonomia differenziata da portare al tavolo delle trattative con il governo. La Liguria si limiterà a 4 macro aree: infrastrutture e portualità, ambiente, salute, scuola e lavoro. Se la trattativa con le altre regioni andrà bene, Toti prevede di portare la richiesta a Roma a marzo tra 3 o 4 settimane.
Ed è stata siglata l'intesa per il monitoraggio dei cavalli bradi del Parco dell'Aveto. Con un finanziamento di 105.000 euro il progetto sarà portato avanti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta con la collaborazione dell'Università degli Studi di Genova, dell'ASL 4 Chiavarese e del Parco Regionale Nazionale dell'Aveto. Coinvolti anche i comuni di Borzonasca, Mezzanego e Ne. Vediamo di che cosa si tratta. È pronto a partire con un finanziamento di 105.000 euro il piano di monitoraggio sanitario per la tutela dei cavalli selvaggi presenti in alcune zone del Parco dell'Aveto, con l'obiettivo di garantire da un lato il benessere dei branchi, dall'altro impedire la diffusione di malattie infettive. Il piano è stato oggetto di una specifica convenzione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e il Ministero della Salute e sarà attuato in via sperimentale per un anno. Impegno proprio per studiare il fenomeno dei cavalli bradi, per contenere anche alcuni fenomeni che inquietavano la popolazione lì residente e anche gli amministratori locali nel rispetto degli animali. Il principio del benessere degli animali è al centro delle politiche ovviamente anche sanitarie di mia competenza, quindi sono stata molto attenta a tutti i parametri di un progetto che metterà in sicurezza un'area con una valutazione del fenomeno dei cavalli bradi, che tra l'altro mi dicono un fenomeno che si sta diffondendo nelle varie comunità montane, quindi possiamo diventare anche un progetto pilota per il nostro territorio e per altri. Nell'ambito dell'attività sanitaria sarà verificato il benessere dei cavalli e verrà effettuato un monitoraggio anche attraverso l'uso di droni con il posizionamento di telecamere per verificare gli spostamenti dei branchi. Il monitoraggio prevede la ricerca dell'incidenza di determinate malattie che colpiscono i cavalli. Questo è il punto di partenza, per entrare nel vivo di quello che è il problema, e lo vogliamo risolvere a 360 gradi con il contributo non solamente dei tecnici ma soprattutto delle autorità che sono presenti sul territorio. Verrà parallelamente realizzata una mappatura dei terreni adibiti a pascolo con l'individuazione di particolari tipologie di flora o fauna di cui il progetto dovrà garantire il mantenimento attraverso la gestione dei branchi di cavalli e forme di difesa attiva, ad esempio piccole recinzioni delle aree di maggior pregio. Dobbiamo trovare un equilibrio, non sarà facile, un punto di partenza, un progetto pilota e vedremo di migliorarlo, magari anche in corsa, però la gente può stare certa che arriveremo in fondo al problema dopo tanti sospiri. Per lo sport, scontro al vertice della classifica domani pomeriggio per la Serie A2 di pallanuoto maschile. Il Lavagna 90 alle 17 nella piscina del Parco Tigullio dovrà vedersela contro la Vela Ancona, formazione prima in classifica. Uno scontro che preannuncia una partita di altissima qualità, considerato l'ottimo momento di forma di entrambe le formazioni. Lavagna 90 reduce da 4 vittorie consecutive, che vuole continuare nella serie positiva e raggiungere in classifica proprio l'Ancona avanti di 3 punti rispetto appunto alla squadra di Lavagna. Vediamo adesso nella nostra agenda gli appuntamenti, altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti per sabato 9 febbraio. Torna il mercatino dell'antiquariato e degli artisti di strada a Chiavari. Dalle 8 alle 20 circa 180 espositori allestiranno le loro bancarelle nel centro storico della città. Secondo appuntamento con lo Sbarasso a Rapallo, un'intera giornata dedicata allo shopping, e con un acquisto minimo di 20 euro sarà possibile beneficiare di uno sconto per ristoranti e bar convenzionati. Vendite di fine stagione anche a Sestri Levante, dove lo Sbarasso inizia sabato. Oltre 50 attività del centro storico presenteranno proposte scontate per dar vita ad una vera e propria caccia all'affare. Ciaspolata sulle tracce del lupo nel Parco dell'Aveto. Il ritrovo alle 9 al centro visite del parco a Rezzo Aglio. L'escursione porterà alla conoscenza del comportamento della biologia della specie, di tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali. La consulta dei governatori Distretto Italia Panathlon International si riunirà a partire dalle 9 nella sala consigliare del comune di Rapallo. All'oratorio dei Filippini di Chiavari sarà ospitato il mercatino dell'antiquariato per aiutare i poveri dell'America Latina. I volontari saranno presenti dalle 9 alle 19 con orario continuato. Nell'ambito delle iniziative della giornata del ricordo, alle 10:30 al Parco della Rimembranza del Cimitero Monumentale di Staglieno è prevista la commemorazione e ricordo delle vittime dell'esodo giuliano-dalmata. Per i frequentatori dell'Accademia Culturale di Rapallo, alle 16, nella sede di Villa Quairolo, Antonio Farina terrà una lezione dal titolo Mario Monicelli e i soliti ignoti. Una foglia caduta in estate, il titolo del libro di Patrizia Ciribè, che sarà presentata alle 16:30 allo spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure.
In occasione della 62esima Sagra della Mimosa Pieve Ligure, alle 16:30 al Teatro Massone sarà inaugurata la mostra fotografica a cura dell'associazione Movimente. L'associazione Carol Wojtyla Onlus propone un incontro con Mauro De Santi, fisioterapista del Centro Benedetta Quarone di Chiavari, e Luca Crovetto, che ha presentato una tesi di laurea sul tema progetto di trattamento con idrochinesiterapia in soggetti affetti da morbo di Parkinson. L'appuntamento alle 17 in via Nuova Italia 95 a Lavagna. Alle 17, nella Sala Bo di Palazzo Fascia Sestri Levante, Barbara Fiorio presenta l'ultimo romanzo di Sala Rattaro dal titolo Andiamo a vedere il giorno. Per la rassegna Uomini e Navi alle 17, nella sede della Lega Navale di Chiavari al box 51 del porto turistico, Raffaele Cicciarelli illustrerà l'evoluzione storica delle bandiere della Marina Militare e Mercantile. In occasione della giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, alle 18 nella chiesa di Santa Maria di Castello a Genova si terrà una testimonianza sul tema. A seguire alle 19:30 la Santa Messa presieduta da Monsignor Nicolò Anselmi. Nell'ambito del concorso teatrale nazionale Carlo D'Apporto, alle 21 al Teatro della Lavagnina di Sestri Levante, la compagnia Palco Giochi di Genova presenta Eva contro Eva, tratto dall'omonimo film di Josef Mankiewicz. Ed infine alle 21 al Teatro San Giovanni Battista di Via d'Oliva a Genova, la compagnia Sulle ali della fantasia proporrà lo spettacolo Il mio intruso, lettere ad un cancro. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i tumori. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione al termine di questa edizione del telegiornale su Telepace 1 canale 15 alle 21:10, la nuova puntata di Noi Chiesa, rubrica dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Vediamo in anteprima i titoli. Un umanesimo rinnovato nel mondo delle notizie. Nella festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, riflessione sul messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali. Festa di Nostra Signora dell'Olivo a Baccezza. È Gesù la luce che vince le tenebre, ha sottolineato il Vescovo, che ha celebrato l'Eucarestia al santuario sottolineando lo stretto legame tra Maria e il Figlio. E nella parrocchia di Baccezza la fede rivive nella tradizione con la festa di San Biagio che segue quella di Nostra Signora dell'Olivo. La liturgia, curata con attenzione, è stata trasmessa in diretta su Telepace. Nella giornata della vita consacrata, nella cappella maggiore del seminario la benedizione delle candele. Al termine della messa in cattedrale sono stati festeggiati gli anniversari di consacrazione. Un invito a testimoniare la bellezza della vita è quello scaturito dalla veglia celebrata a Carasco dal Movimento per la Vita e dai CAV, al termine della preghiera la benedizione delle mamme. Una formazione in 3 tappe per i catechisti. Si è svolto a Chiavari il primo incontro con Don Giuliano Zanchi. Il cammino prosegue con i laboratori. Ed è tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Prosegue sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.